Sesta corsa, premio Fremito, riservato a cavalli di 3 anni di discreta categoria, no, vincitori di 10.000 euro in carriera. Sono in 8 dopo il ritiro di Bastanesta col numero 9. Andiamo a leggere lo schieramento. 1 Beaspris, Andrea Farolfi, 2 Biagio Griff, Antonio Di Nardo, 3 Belice Jet, Lorenzo Baldi, 4 Brivido Rich, Edoardo Baldi, 5 Bianca Marafont, Felice Facci, 6 Blue Sky Pax con Federico Esposito al posto di Alessandro Gocciadoro. In seconda fila 7 Black Fire Horse con Antonio Greppi e 8 Best of Dream Trio, Marco Stefani. Rinuncia al lancio Blue Sky Pax, stacco della macchina, parte piano anche Biagio Griff, è veloce Belize Jet con Lorenzo Baldi che prende il comando davanti a Bea Spritz, poi vediamo al largo Brivido Rich che cerca di scavarsi il posto, manovra che non riesce perché numero 2 alla fine Biagio riesce Griff, invece perché si getta di galoppo Bianca Marafont che va numero provato a 5 inserirsi. Bianca Marafont, L'errore squalificato. anche di Blue Sky Numero Pax. 6 Blue Sky Pax, squalificato. Quindi due più attesi, una di galoppo e Biagio Griff invece è molto indietro, molto a una trentina di metri dalla battistrada. Belice Jet che conduce dopo 400 metri svelti in 28,8, seconda posizione per Bea Spritz, poi Brivido Rich, terza la corda, 44,1, prosegue di buona lena Lorenzo Baldi con la figlia di Wishing Stone. Ora sposta dalla corda Best of il Trio con Marco Stefani che avanza al largo, ma il ritmo è tagliagambe, ancora un 14,7 qui davanti alle tribune, viene fuori 58,8 per il primo giro. Bea Spritz lungo la corda davanti a Brivido Rich, poi ancora Black Fire Horse, l'unica scoperto è Best of Dream Trio che però è ancora tonico al largo, chilometro in 1,13,6, Belice Jet fa sul serio, Bea Spritz sempre lì seconda davanti a Brivido Rich, Black Fire Horse quarto che accenna a spostare ma il ritmo è ancora arroventato, 14,4 sulla retta di là, ancora Best of Dream Trio all'esterno di Bea Spritz, ma la leva di Lorenzo Baldi sta facendo veramente sul serio, ancora una lunghezza di vantaggio e siamo a quasi 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15 da parte di Belize Jet che si presenta in netto vantaggio in retta d'arrivo, la lotta ormai sembra solo per il secondo posto, Belize Jet viene a concludere una davvero notevole corsa e vince su un ottimo Best of Dream Trio al terzo Bea Spritz, 15,3 la retta d'arrivo, 1,13,9 la media al chilometro per Belice Jet, Lorenzo Baldi alla guida al training per i colori dell'allevamento Toniatti, ottima impressione di questa figlia di Wishing Stone e Narina Jet in percorso di testa che vengono a vincere molto bene. Rivediamo la retta d'arrivo, davvero autorevole la vittoria. Abbiamo rivisto molto bene anche Best of Dream Trio che è secondo nonostante il ritmo della corsa ancora tonico dopo un percorso esterno. Best of Dream Trio coglie il secondo posto mentre al terzo rivediamo arrivare Bea Spritz con Andrea Farolfi. È tutto per la sesta.